L'interrogazione nasce appunto dal taglio di 3 grossi tigli avvenuti nei giorni scorsi, quindi forse è opportuno andare un po' a ritroso nel tempo per capire che questo tipo di operazione rientra ottemperando a quanto è stato approvato a maggioranza dal Consiglio Comunale con delibera numero 74 del settembre 2004, avente per oggetto piano di recupero di iniziativa privata nell'ambito contrassegnato dal piano regolatorio generale con numero 30 denominato Sant'Agnese. Il piano di recupero è poi stato convenzionato il 26 ottobre 2004. Come qualche consigliere che era presente allora ricorderà, quella decisione comportava addirittura il taglio dei 9 tigli esistenti per poter utilizzare tutto lo spazio possibile per una nuova soluzione viaria che consentisse di evitare la continua formazione di code d'auto in entrata e in uscita dall'incrocio semaforico di Borgo Sant'Agnese. Vi ricorderete che con il semaforo le code arrivavano fino alla cantina sociale. Proprio al fine di limitare al massimo proprio il taglio di queste piante, si sono volute studiare delle nuove ipotesi, soprattutto in relazione al fatto che nel frattempo si è realizzata quella piccola rotatoria, anche se in forma provvisoria, di Borgo Sant'Agnese, che di fatto eliminava l'impianto semaforico di Borgo Sant'Agnese e che il cui esito è stato decisamente positivo. Ricordo inoltre che il permesso di costruire, che è stato rilasciato nel maggio del 2005, poi riapprovato nel 2009, è stato rilasciato con una precisa prescrizione che demanda alla fase attuativa un'attenta analisi finalizzata al mantenimento del maggior numero degli alberi. Dicevo che i tigli esistenti erano 9, si farà l'opera abbattendone 3, come è avvenuto, prevedendo comunque la sostituzione delle piante per le quali si rendesse necessario l'abbattimento. Questo all'interno del permesso di costruire. Considerato che l'allargamento stradale dovuto alla realizzazione di una nuova corsia di accumulo, perché se in Villa Martinelli, come è previsto, dovesse trovare sede il nuovo tribunale, vi accorgerete che oggi per la svolta a sinistra, che è pericolosissima, qualcuno che fa il furbo, pur essendoci la linea continua per terra, devia a sinistra. Con grave repentaglio dell'incolumità pubblica ci sono stati già alcuni incidenti. Per cui la creazione della terza corsia si consente di poter creare una corsia di accumulo e girare immediatamente per un senso unico in entrata dietro l'abside della chiesa di Sant'Agnese e l'unica via in uscita adiacente all'ex palazzo Tasca. Quindi è chiaro che, dovendo intervenire per questa terza corsia di accumulo, comunque si andava ad incidere sull'apparato radicale di questi 3 alberi. La direzione lavori ha optato per l'abbattimento appunto dei 3 alberi e la piantumazione di nuove essenze. La nuova soluzione viaria consentirà, tra l'altro, di risolvere, come ho poc'anzi detto, di risolvere anche la pericolosità della svolta a sinistra per rimettersi nel parcheggio di Villa Martinelli. Grazie
Assessore Villotta, consigliere Florian, si ritiene soddisfatto? Questa la trasformerò in mozione, anche se posso dire che la sintesi non appartiene all'assessore, però volevo dire brevemente, l'assessore ha parlato un'ora, che tagliare un albero non è educativo. Voi scrivete nelle porte della città che questa è una città educativa e soprattutto tagliare un albero per interessi privati e fare lavori pubblici credo sia un reato. Grazie consigliere Florian.